reato di strage ai 3 fratelli Ramponi, responsabili dell'esplosione che ha ucciso i 3 carabinieri a Casteld'Azzano. Domani l'interrogatorio di Franco e Dino, la sorella Maria Luisa ancora gravissima. Venerdì alle 16 nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Stato e il lutto nazionale. Domani sera a Casteld'Azzano una fiaccolata per ricordarli. Commosso omaggio al comando provinciale dei Carabinieri di Padova, dove lavoravano 2 delle 3 vittime, il suono delle sirene di tutte le forze dell'ordine. 13 fermati, 2 arrestati e una decina di feriti tra le forze dell'ordine. Il bilancio degli scontri di ieri sera al termine del corteo pro-PAL per Italia-Israele a Udine. Al Palageox di Padova inizia ufficialmente la campagna elettorale del centrodestra con Salvini e Zaia a fianco di Alberto Stefani, ma senza Fratelli d'Italia e Forza Italia. Un team di esperti per rilanciare il sistema ferroviario metropolitano regionale, l'annuncio di Giovanni Manildo a Ring, mentre AVS attacca le spese della superstrada pedemontana, denuncia la Corte dei Conti per danno erariale. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali che si apre naturalmente con la strage di Casteld'Azzano. La Procura di Verona contesta il reato di strage ai 3 fratelli Ramponi. Nelle prossime ore gli interrogatori a Franco e Dino. 3 bare, 3 divise, un silenzio che urla dolore. Venerdì Padova, il Veneto e l'Italia si fermeranno per rendere l'ultimo saluto ai 3 carabinieri morti nell'inferno di Casteld'Azzano. Sarà lutto nazionale nella Basilica di Santa Giustina. Alle 16 i funerali di Stato del brigadiere capo Valerio Daprà, il luogotenente Marco Piffari e il carabiniere scelto Davide Bernardello. Le loro salme, dopo l'autopsia disposta dalla Procura di Verona, saranno accolte nella camera ardente allestita nella sede della Legione Carabinieri del Veneto. Intanto a Verona la vita resta appesa a un filo per 3 dei 25 feriti. Tra loro, la più grave è proprio colei che ha innescato la strage con il gas, la sorella Ramponi, Maria Luisa. La donna è intubata in terapia intensiva, mentre i 2 carabinieri più gravi, tra quelli ancora ricoverati, mostrano lievi segni di miglioramento. Per i 3 fratelli Ramponi la Procura ipotizza il reato più pesante, quello della strage. Nelle prossime ore l'interrogatorio davanti al GIP per Franco e Dino. Una follia, quella dei 3, che andava avanti da anni. Già in passato avevano minacciato di farsi saltare in aria. Problemi familiari, debiti, disagio. Il comune aveva tentato più volte di aiutarli, senza successo. Purtroppo non hanno mai voluto accogliere nessun aiuto. Purtroppo abbiamo sempre trovato una chiusura da parte di queste 3 persone. Loro sono andate avanti con ferme nella loro posizione. Una persona, se apre la porta, può far entrare qualcuno, altrimenti non si può. Non si può. Loro questa porta non l'aprivano? Non l'aprivano, non hanno mai aperto, non hanno mai voluto neanche un dialogo, neanche un colloquio, nonostante gli inviti che sono stati fatti. Abbiamo documenti che parlano chiaro di quello che abbiamo tentato di raggiungere, ma purtroppo c'è stata chiusura sempre. Oltre al lutto regionale sarà anche lutto cittadino per 6 giorni a Casteld'Azzano. Domani sera nelle vie del comune si terrà una fiaccolata per ricordare le vittime della strage, perché il sacrificio di Valerio, Marco e Davide non sia dimenticato, uomini dello Stato caduti mentre facevano il proprio dovere. Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, personale dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale, tutti insieme ai Carabinieri a Padova per ricordare le vittime della strage di Casteld'Azzano. C'erano tutte le forze dell'ordine nel piazzale di Via Rismondo davanti al comando provinciale dei Carabinieri di Padova per rendere il doveroso omaggio ai 3 carabinieri caduti nella strage di Casteld'Azzano nel Veronese. Commosso il comandante provinciale dei Carabinieri, il generale Simone Pacioni, che ha ricordato l'orgoglio di essere carabinieri con azioni silenti, rischi imprevedibili, senso di equità, di equilibrio, di vicinanza e di comprensione, come erano Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello. Presente anche il maresciallo maggiore Lorenzo Viel, responsabile dell'aliquota pronto intervento, commosso nel ricordare i suoi uomini. Sono persone, fratelli,
gente di esperienza. Abbiamo diviso momenti belli, momenti difficili. Nel nostro reparto si arriva solo dopo una selezione e per accettazione anche di tutti gli altri compagni, quindi vi posso dire che erano dei modelli di carabinieri dai quali tutti i carabinieri si ispirano ogni giorno per dedizione, spirito di servizio, per spirito di corpo, spirito di appartenenza. Un ricordo straziante, erano persone equilibrate, professionisti, sempre pronti a mettersi a disposizione degli altri. Non facciamo questo per i soldi, per la gloria o per il rispetto. Un carabiniere vive e muore per persone che non conosce. Noi non interveniamo, noi interveniamo e veniamo svegliati di notte e corriamo. E lo scopriamo dopo il perché andiamo a fare il lavoro che facciamo. Vi posso dire che erano tutti ragazzi veramente preparati, seri, con un background importante. Sono stati presi a modello da tutti i reparti come i nostri in tutta Italia. E nella casa di Valerio da Pra a Padova continua il dolore per l'immensa perdita. Le cose che posso dire di più di Valerio è che è veramente una persona altruista e non solo come papà per me, nei confronti appunto anche del mio compagno, un secondo papà verso tutti gli altri familiari, gli amici, i vicini, una persona veramente splendida. Innamorato del proprio lavoro, innamorato della propria famiglia. Trattiene le lacrime a stento Tatiana Michetti, figlia di Sandra Botton, la compagna del brigadiere capo Valerio da Pra. Per lei era un secondo padre, una presenza che garantiva sicurezza. La signora Sandra è nella loro casa di via Friuli a Padova, non riesce a parlare, troppo il dolore per la perdita del compagno. Mia mamma è distrutta, siamo tutti distrutti e credo che le lacrime non si possano quantificare tra la giornata di ieri, dalla mattina, alla giornata di oggi. Siamo tutti distrutti. Tutta la comunità si è stretta intorno a noi, ci racconta il compagno di Tatiana. L'altra sera, tornando da Verona, la famiglia si è fermata nella pizzeria del quartiere e subito tutti hanno voluto ricordare Valerio, segno di quanto ha lasciato nei cuori delle persone. Le forze dell'ordine o comunque il carabiniere, in questo caso Valerio, come tutti gli altri, fanno un lavoro veramente eccezionale, sono al servizio di tutti e onore per questo. Valerio da Pra avrebbe potuto essere già in pensione, aveva maturato i requisiti per ottenerla, ma ha scelto di continuare il lavoro che amava. L'amore per il proprio lavoro l'ha portato a proseguire, lui è un operativo a tutti gli effetti e quindi ha deciso di proseguire il suo lavoro, il suo percorso, ecco. Voltiamo pagina. Ieri sera a Udine il corteo pro-Palestina degenera in piazza 1° maggio. Manifestanti con volto coperto e semicoperto scatenano il caos lanciando bombe carta, fuochi d'artificio e fumogeni contro le forze dell'ordine che rispondono con gli idranti. Non sappiamo da dove siano arrivati tutti questi fumogeni, queste bombe a ridosso della polizia. Attenzione, forse speriamo che non ci siano feriti. Serata di tensione altissima a Udine martedì 14 ottobre in piazza 1° maggio. Era da poco finito il corteo pro-Palestina organizzato in occasione della partita Italia-Israele vinta 3-0 dagli azzurri. Una manifestazione che fino all'arrivo in piazza era rimasta pacifica. Poi improvvisamente il caos. Anche Michele che addirittura è stato spinto, lo stanno aggredendo. Attenzione, calma, calma, calma. Appena arrivati in piazza alcuni manifestanti gridano tutti allo stadio e provano a muoversi verso Largo delle Grazie. Gli organizzatori al telefono disperati: non doveva andare così, fermateli. Provano a bloccarli con le braccia ma la folla li travolge.
fumogeni, vediamo le sirene ancora a supporto ancora per quello che sta succedendo in questi minuti. Vediamo un altro, attenzione, spostiamoci, che c'è un altro fumogeno che hanno lanciato addosso alla stampa. Attenzione, per fortuna, perché è appena scoppiato. Scoppiano le prime bombe carta, poi i fumogeni. Le forze dell'ordine, già presenti in forze, si dispiegano su ogni lato della piazza. Dall'alto un elicottero della polizia sorvola la zona con il faro acceso, seguendo i movimenti della folla, illuminando il fumo e la confusione. Gli scontri più duri esplodono poi in Viale della Vittoria. È lì che la piazza diventa un campo di battaglia. Bombe carta, fumogeni, fuochi d'artificio e idranti. Contro alla gente, ovviamente non so se riuscite a vederla perché la situazione è veramente drammatica. L'aria è irrespirabile, gli agenti tossiscono, i volti si coprono di lacrime. Vediamo alcuni accasciati, non sappiamo effettivamente come stanno in questo momento, però abbiamo visto delle scene veramente surreali che vi stiamo documentando in diretta. Qualcuno sradica le grate dei tombini e le lancia contro la polizia. Scene surreali di violenza e paura. Mentre gli agenti avanzano, i manifestanti arretrano ma continuano a lanciare ordigni a distanza. È una corsa continua, prima in Viale Ungheria, poi in Via Piave, Via Giosuè Carducci, fino a Piazza della Repubblica, dove tutto era iniziato. Una decina di agenti feriti e 3 giornalisti, uno dei quali in gravi condizioni, rischia di perdere un occhio. Volti insanguinati, persone comuni, travolte dal panico. Una notte di guerriglia urbana che ha trasformato una manifestazione per la pace in una battaglia nel cuore di Udine, una delle pagine più cupe della storia recente della città. E allora sentiamo il bilancio dal questore di Udine. Due arrestati e 13 fermati tra i pro-Palestina per i disordini in centro, 3 denunce a piede libero allo stadio. Questo è il bilancio della serata di violenza che ha sconvolto Udine. I reati vanno dalla violenza alla resistenza e anche dall'utilizzo di travisamenti con oggetti atti ad offendere. L'accusa per gli arrestati, 2 uomini, uno in carcere e uno ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida che si terrà probabilmente venerdì, è per entrambi di resistenza. Uno è accusato anche di danneggiamento. Abbiamo visto una foto di un manifestante che con un bastone aggrediva, attaccava uno dei mezzi della polizia. È uno degli arrestati? Potrebbe essere. Si parla di persone a voi già note? Sicuramente sono note agli ambienti delle Digos delle varie parti d'Italia, anche la nostra. Sono tutti italiani del nord-est, in maggioranza del Pordenonese, più 2 sloveni, maggiorenni, 9 uomini e 6 donne, i coinvolti nella guerriglia urbana. 2 uomini e una donna invece allo stadio, per aver tentato di invadere il campo. La donna anche per resistenza pubblico ufficiale. Per tutti i fermati è scattato il foglio di via dalla città di Udine. Ma potrebbe esserci anche il provvedimento del DASPO sportivo. Si indaga su una possibile premeditazione dell'azione? È sicuramente prematuro dire questo, adesso noi stiamo ragionando su quelli che sono gli eventi, verificheremo tutti i filmati in nostro possesso e poi potremmo fare un attimo la quadra un po' su tutto. Il bilancio dei feriti comprende giornalisti, agenti e carabinieri. Un giornalista di Local Team colpito da un sasso è stato portato in ospedale per un trauma cranico. Una giornalista della RAI è stata colpita ad una gamba. Tra le forze dell'ordine 6 agenti sono finiti in ospedale, 2 sono stati trattenuti in osservazione, altri 4 sono andati all'ospedale di Latisana. Un carabiniere è stato medicato in strada per escoriazioni, feriti anche 6 militari del reggimento FVG di Gorizia e 1 dell'Arma di Milano. 3.000 in tutto le forze dell'ordine messe in campo per la sicurezza dell'intero evento, 1.104 quelli impiegati soltanto nella giornata della partita e della manifestazione. La pagina politica con la corsa alle regionali, tra poco più di un'ora al Palageux di Padova, al via ufficialmente la campagna di Alberto Stefani, senza però gli alleati di Fratelli d'Italia e Forza Italia. Salutiamo Federico Fusetti insieme a Cristian Roque Allende. Buonasera Federico. Buonasera Francesca, sì, siamo al Gran Teatro Geox che ha già aperto le porte, stanno arrivando i leghisti che parteciperanno a questa
Convention è un appuntamento importante perché è il primo appuntamento ufficiale, insomma, che lancia le regionali del centrodestra, che lancerà il candidato Alberto Stefani al ruolo di Presidente della Regione Veneto. Tanti temi che ci attendono noi giornalisti, ma anche chi arriverà tra i 2500 spettatori che saranno presenti qui al Teatro Geox. Ci sarà Alberto Stefani e capiremo meglio anche i contorni della sua campagna elettorale. Ci sarà Matteo Salvini per parlare con lui anche a tutto campo di quello che accade, che sta accadendo e che è accaduto nelle altre regioni. Ci sarà soprattutto Luca Zaia, che probabilmente stasera annuncerà il suo impegno, cioè se sarà capolista nelle 7 province come si dice, se ci sarà il suo nome, non ci sarà nelle liste. Insomma, è una serie di quesiti ai quali attendiamo risposta. L'inizio previsto, come dicevi, per le 20. Non dovrebbero esserci rappresentanti di Fratelli d'Italia e di Forza Italia, proprio perché, nonostante siano stati invitati, hanno detto in anticipo che questo è un appuntamento della Lega, quindi non è il vero appuntamento di tutto il centrodestra, però poi magari qualcuno arriverà lo stesso e allora noi seguiremo questa serata e poi naturalmente vi aggiorneremo. Francesca, da me e da Cristian Rocca Allende, a te la linea. Grazie davvero Federico Fusetti, naturalmente buon lavoro e ci saranno nuovi collegamenti con Padova, con il Palageux nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. E continuiamo con le regionali, perché ufficialmente fuori dalla corsa Gian Antonio Darè. L'ipotesi che circolava in questi giorni si è concretizzata con la sua esclusione dalla lista Liga Veneta Repubblica, che entrerà nella coalizione di centrodestra senza di lui. Un clamoroso dietrofront dopo che per mesi Darè era stato l'uomo di punta della lista, tanto da aver lanciato la sua stessa candidatura a governatore in caso di corsa in solitaria. Alleanza Verdi-Sinistra con Andrea Zanoni torna all'attacco della superstrada pedemontana, depositando una denuncia alla Corte dei Conti per danno erariale. Intanto ieri sera a Ring il candidato governatore del centro-sinistra Giovanni Manildo è tornato a rilanciare il sistema ferroviario metropolitano regionale. Abbandonato dal Presidente Zaia, non coltivato, ritengo invece che sia un'opera fondamentale da cui debba ripartire il futuro del Veneto. Era stato il suo primo intervento da candidato per il centro-sinistra, quello di puntare sul rilancio del sistema ferroviario metropolitano regionale. Ed ora, a poco più di un mese dal voto, Giovanni Manildo torna su un punto chiave del suo programma. Lo fa a Ring, annunciando il lavoro di un team che sta stendendo un vero e proprio progetto. Deve unire le città più importanti e i centri più importanti del Veneto, capillare. C'è un gruppo di studio a cui ho richiesto di fare degli approfondimenti e sicuramente uno dei punti forti della campagna elettorale sarà la presentazione del nostro piano. Unire la rete del Veneto guadagnandoci in sostenibilità. Proprio nelle ore in cui, in tema di mobilità, l'alleato di coalizione Alleanza Verdi-Sinistra torna all'attacco della regione sulle spese della superstrada pedemontana. Oggi ho depositato un esposto alla Corte dei Conti di Venezia in merito all'aggravio economico causato dalla superstrada pedemontana veneta. Si parla di 50 milioni di euro dello scorso anno e quest'anno saranno probabilmente 70 milioni di euro. Questo significa che le entrate da pedaggio sono poche rispetto ai soldi che dobbiamo dare al privato come canone. Nel mese di agosto si conferma un'entrata di soli 10 milioni di euro. Sono pochissimi rispetto a quello che dobbiamo pagare al privato. Pensate che con il solo buco dell'anno scorso e di quest'anno potevamo assumere 600 medici di medicina generale, oppure potevamo pagare i progetti di 240 sindaci sulla sicurezza stradale, progetti non pagati perché la Regione non ha più soldi. Chiediamo alla Corte dei Conti di valutare questo danno erariale, sono convinto che faranno tutti gli accertamenti del caso. Intanto Manildo continua la sua campagna elettorale e sorride delle critiche della Lega, che in questi giorni ha sventolato lo spettro comunista con l'ingresso di Rifondazione nel Campo Largo. Falce Manildo c'era anche nel 2013 quando ho fatto le elezioni con Giancarlo Gentilini, anzi c'erano le vignette, ero uno dei padri del comunismo, quindi messi vicino, quindi è un simpatico flashback. Come dire, un attacco che porta fortuna.
L'avvocato trevigiano guarda oltre, come quando si parla di baby gang. E se Alberto Stefani ha lanciato proprio a Ring il progetto Servizio Veneto, campus dedicato ai giovani per insegnare rispetto e disciplina, Manildo allarga il concetto. Aumentare le azioni coordinate con la scuola. Cioè ritengo che le baby gang hanno un'età in cui c'è ancora la scuola dell'obbligo e che sia necessario integrare dei processi, dei percorsi per cui si fa una formazione e un'educazione al rispetto molto importante. Tema sociale strettamente legato alla sanità. Manildo ribadisce: annunceremo l'assessore prima del voto e non sarà un politico, perché deve essere fuori dagli interessi di parte. È necessario anche, estremizzo, che sia una figura di richiamo, cioè nota? No, non necessariamente, una figura di una persona che ha fatto qualcosa degno di nota. Cioè è importante che dalle sue azioni... Non è Crisanti, no? Adesso, scusi. È un politico e ho escluso i politici. Siamo in chiusura, io vi lascio alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.